TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle ore 17 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Riese Pio X in via Montello a seguito dell'incendio sviluppatosi in corrispondenza di un ricovero attrezzi adiacente a un fienile. Sul posto stanno operando le squadre provenienti dai distaccamenti di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Asolo, le quali hanno messo sotto controllo l'incendio. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita, così come anche gli animali. Da accertare le cause dell'incendio. Sul posto presenti anche i carabinieri. Lo scorso 3 ottobre i carabinieri di Conegliano hanno denunciato in stato di libertà una 23enne di origine campana e domiciliata in provincia di Treviso per il reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia presentata da un legale nominato amministratore di sostegno di un 88enne ospite di una casa albergo di Treviso, il quale aveva notato rilevanti ammanchi di denaro dal conto corrente dell'assistita, incompatibili con le sue ordinarie spese di vita. Dall'analisi degli estratti conto è emerso che, a partire dal 27 marzo 2024, in epoca successiva all'ingresso dell'anziana nella struttura, erano stati effettuati numerosi acquisti su siti di e-commerce per un totale di quasi 9.000 euro. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di risalire alla presunta autrice delle transazioni, una giovane che in passato aveva prestato mansioni di caregiver per la vittima. E nel pomeriggio del 4 ottobre i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Montebelluna hanno arrestato un 52enne nigeriano domiciliato in provincia di Padova e già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato sorpreso in via Duse mentre cedeva una dose di stupefacente a uno sconosciuto, in corso di identificazione. Alla vista dei militari ha tentato la fuga e una volta raggiunto ha opposto resistenza, colpendo i carabinieri. Nella successiva perquisizione è stato trovato in possesso di 170 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Arginare un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante e sempre più sentito dagli operatori dell'ULSS 2. Questo è l'obiettivo dell'introduzione dei braccialetti antiaggressione nelle strutture aziendali. I 120 braccialetti acquistati in questa prima fase saranno dati in uso al personale del pronto soccorso. Successivamente, se la sperimentazione darà esito positivo, saranno implementati nel servizio per le dipendenze e nell'area psichiatrica, nei pronto soccorso pediatrici e nei consultori familiari. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.